Cade dal mototopo e rimane in balia delle acque della laguna con imbarcazioni, taxi e vaporetti che sfrecciano ovunque. Il fatto è accaduto questa mattina intorno alle 10:30 davanti al canale della Scomenzera. La scena è stata ripresa, si vedono i soccorritori tentare di lanciare una cima al malcapitato. Un incidente di poco conto se non fosse che il canale era molto trafficato e il rischio di essere travolto da un'imbarcazione di passaggio concreto. Lo sventurato è stato portato in salvo dai vigili del fuoco. C'è molta preoccupazione a Caorle per le sorti di un uomo di 57 anni, Walter Finazzi, che è scomparso da Porto Santa Margherita. L'uomo aveva spiegato ai propri familiari che sarebbe andato a gettare delle ramaglie all'altezza della Darsena, ma poi non ha fatto più ritorno nell'abitazione. In via dei Greci sono stati ritrovati portafoglio e telefono cellulare. Ricerche in corso da parte dei carabinieri della stazione di Caorle e dei vigili del fuoco, ma di Finazzi finora non ci sono purtroppo ancora tracce. Secondo i volontari che prestano servizio nell'oasi gestita dalla Lega Italiana per la protezione degli uccelli, non è la prima volta che accade. Sabato mattina le persone che stavano lavorando per alcuni interventi di manutenzione nella riserva hanno così scoperto un inquinamento da idrocarburi in uno dei laghetti interni all'area protetta. Subito sono stati allertati gli agenti della polizia locale di Marcon, i vigili del fuoco, le guardie ai fuochi e l'ARPAV. I lavori di contenimento delle chiazze oleose sono proseguiti per tutta la giornata di domenica. Furto nella sede della Lega Nord in corso Trentina San Donà. Nella notte di domenica i ladri hanno scassinato anche la porta della sede dell'associazione Il Ponte nello stesso stabile ma al primo piano. Qui hanno rubato qualche spicciolo, poi si sono velocemente diretti al piano di sopra dove hanno scassinato la porta della sede del Carroccio. Una volta all'interno hanno aperto i cassetti e messo a soqquadro l'ufficio, ma non hanno trovato nulla da rubare. Si sono dunque allontanati dopo aver causato un bel po' di danni a porte infissi.